Signore e signori, buonasera, vi ringraziamo per essere qui presenti numerosi questa sera. Vi diamo il benvenuto a questo nostro concerto dal titolo Requiem e Rinascita. Quello che avete appena ascoltato è il corpo bandistico Val di Gordo, non ha ancora eseguito un pezzo che sarà solo il riscaldamento, per cui sapete già cosa aspettarvi questa sera. Come vedete, anzi come vedrete, questa sera avremo un progetto formato da un gruppo molto nutrito di musicisti. Quello che vedete appunto è il corpo bandistico Val di Gordo. Tra poco saliranno sul palco anche un grande coro, la formazione di quasi 100 coristi, formati dall'unione di 3 realtà corali del nostro territorio. Sono la corale Zoltan Kodai, diretta dal maestro Davide Pittis, la corale Marianese, diretta dalla maestra Michela Gani, e la corale Città di Trieste, diretta dal maestro Stefano Mappe. Io vi chiederei un applauso per questo. Da diversi mesi ed è sempre suscitato molto successo. Speriamo che anche questa sera possa avere lo stesso risultato. La cosa notevole di questo progetto, dal titolo molto evocativo, Requiem e Rinascita, fa pensare tipicamente magari a qualcosa di molto cupo, però appunto la caratteristica di questo progetto è che ogni esecuzione è diversa, perché si collocano temporalmente in mesi molto diversi dell'anno. E questa sera siamo quasi alle porte dell'estate, dove ci stiamo lasciando alle spalle la primavera, per cui più che Requiem è molto più sulla rinascita, però come spesso accade, riflettere su temi un po' più dolorosi, come quelli della morte, del fine vita, ci porta inevitabilmente a riflettere e ad apprezzare quello che invece è la vita stessa. Per cui speriamo che questa sera possiate ascoltare quello che proporremo anche con orecchi nuovi e cuore nuovo per godere in maniera rinnovata della musica di questa sera. Io inizio ringraziando subito chi ci ospita questa sera, il parroco Don Arthur, che ci ha concesso di eseguirci questa sera, e per altri saluti istituzionali inizierei chiamando per un breve saluto la sindaca Sara Tosolini. Buonasera a tutti e a tutti, un caro saluto a tutti i miei concittadini e un benvenuto a Tempo Grande a tutti quelli che non sono residenti in questo comune. È un'emozione veramente forte essere qui presenti insieme a voi questa sera, perché come amministrazione noi siamo sempre molto contenti di accogliere nel nostro comune eventi come questi, eventi sì culturali ma specialmente quelli musicali. Io spendo veramente sempre molto volentieri delle parole per la musica. La musica che è un linguaggio universale che ci fa fermare in questo mondo sempre in divenire, sempre veramente molto veloce, a pensare un po', a soffermarsi un po', a pensare in un modo diverso, a sentire delle emozioni. E questo è importantissimo. E tutto questo viaggio ci porterà questa sera, come abbiamo anticipato anche prima, a soffermarci su 2 temi, Requiem e Rinascita fondamentali. E quindi è un periodo veramente importante, si collega un po' anche con il tempo del terremoto, no? Quindi la rinascita di quelle macerie. Quindi è un anno proprio ideale per fare questa tournée. Come sempre noi vediamo qua veramente moltissime persone, ma le vediamo qua splendide perché da moltissimo tempo che fanno prove, che si impegnano, che si provano. Io li ringrazio sempre veramente moltissimo per questo, perché non è scontato e io veramente vi incoraggio a continuare in questa vostra missione, perché sono sicuramente che sarà uno spettacolo veramente bellissimo. Ci tengo quindi a ringraziarvi un po' tutti, a ringraziare il corpo bandistico Val di Gordo e in particolare il direttore Andrea Moretto, perché ci ha invitato questa sera e abbiamo accolto veramente volentieri il suo invito, il coro Città di Trieste, la corale Marianese e la corale Zoltan Kodai. Quindi veramente grazie per essere qua, perché offrite a noi e a
anche a tutta la nostra comunità, sicuramente una serata di riflessioni, di emozioni e soprattutto di musica. Quindi grazie a tutti e buona musica. Buonasera a tutte e tutti, anche da parte mia, e la prima cosa che dico è che siete bellissimi e bellissime da vedere. Entrando in questa chiesa stasera davvero abbiamo avuto un bellissimo colpo d'occhio, credo che la bellezza continuerà nel momento in cui si disporranno anche i territori. Quindi è un piacere a Pico Grande, in Molinare, che è la mia terra, poter assistere stasera a questo concerto e ospitarlo come comunità. Io saluto l'amministrazione comunale rappresentata dalla sindaca e dall'assessora alla cultura, saluto il presidente della comunità comunale, Luigi Bottoni, e tutti voi e tutte voi che siete intervenuti questa sera. E credo che concerti come questi siano importanti perché rendono popolare e accessibile la musica, anche la musica importante, perché il concerto che ascolteremo stasera è sicuramente un concerto che porta dei brani molto importanti e non è di tutti i giorni poter assistere ad una rappresentazione di questo tipo. E questo però è quello che fanno le bande e i cori, no? Che sono sempre presenti alle cerimonie religiose, sono sempre presenti alle cerimonie civili, rendono vive le nostre comunità, rendono importanti i momenti in cui ci ritroviamo, che siano civili o religiosi, ma spesso ci portano anche dei momenti importanti come quello di stasera, ci avvicinano alla musica e ci avvicinano anche alla cultura. Tra l'altro le bande, lo ricordo sempre, volentieri, sono anche delle scuole di musica, per cui hanno una funzione fondamentale anche nell'insegnare la musica ai ragazzi e alle ragazze che poi entreranno a far parte della banda stessa. Questo vale anche per i cori e quindi sono formazioni nelle quali poi vediamo nel momento in cui si esibiscono, ma che costantemente, settimanalmente, a volte quotidianamente portano avanti un lavoro silenzioso grazie ai maestri e alle maestre, ai direttori e alle direttrici dei cori per, come dire, inserire questa cultura all'interno delle nostre comunità. Per cui grazie davvero, anche perché poi solitamente sono formazioni che definirei anche antiche spesso, cioè che hanno anche qualche decennio alle spalle, e quindi questo lavoro e questa costanza si mantiene davvero nei decenni grazie all'impegno e all'esperienza, anche alla competenza delle persone che queste bande, questi cori li guidano. E l'ultima cosa che dico è che in serate come queste, perché sono sicura che sarà un concerto bellissimo, penso sempre a quali talenti noi abbiamo all'interno delle nostre comunità. Lasciatemi fare un saluto particolare ad Andrea Pomoretto, perché è praticamente un nostro concittadino e quindi è un piacere che sia qui stasera a dirigere questo concerto, ma pensando a lui penso a tutte le persone diverse, sono anche sedute questa sera in questa chiesa, che sono davvero dei talenti musicali o canoni, che sono all'interno delle nostre comunità, non sempre li valorizziamo abbastanza. Allora in serate come queste, in momenti come questi, io penso che abbiamo davvero delle comunità ricche di cultura e anche di competenze e di esperienza musicale, nel caso di stasera. Quindi buon concerto a tutte e tutti.
unisce 16 comuni di questo territorio. Ogni volta che vengo qui io vedo come questa chiesa, questo luogo è un luogo vocato alla cultura musicale, soprattutto la cultura musicale quando viene rappresentata nell'elemento corale. Ecco, questo è veramente il centro della comunità culinaria, dove la musica fatta insieme trova una grandissima espressione. E trova una grandissima espressione non solo in coloro che la suonano e la cantano, ma anche in coloro che la ascoltano, perché osservo ogni volta che vengo un pubblico molto attento, molto preparato, molto colto e competente a ricevere questi messaggi culturali importanti che queste rappresentazioni in questo luogo ci danno. Complimenti a tutti quanti, complimenti a voi che avete scelto proprio questo luogo, questa chiesa. Quindi un ringraziamento anche a Leonardo che apre sempre le porte con sua consueta gentilezza. Il tema di questo concerto, Requiem e Rinascita, è stato anche già detto, è un tema quest'anno molto evocativo, perché ricorrendo il cinquantennale del 1976 del terremoto, l'abbiamo sentito particolarmente in questo percorso del Requiem, ma abbiamo sentito particolarmente il percorso della rinascita e oggi siamo qui a testimoniare soprattutto questo secondo percorso, dove le popolazioni friulane sono riuscite a rinascere dal Requiem appunto della distruzione e a creare quello che hanno creato con un meccanismo virtuoso che ci viene riconosciuto un po' da tutto il mondo e anche con una solidarietà che è nata in quei momenti di difficoltà e di dramma che al giorno d'oggi resiste ed è stato comunque una testimonianza di grandissima amicizia e vicinanza tra genti e tra territori che fra di loro sono piuttosto o parecchio lontani. Ecco, concludo con un'ultima piccola riflessione. Fare musica insieme per noi, tutto quello che viene fatto insieme, per noi che ci chiamiamo comunità comunale, è motivo di soddisfazione, è motivo di orgoglio, è motivo di meditazione. Qui siete in tantissimi che suonano e tantissimi che cantano. Noi siamo in 16 amministrazioni comunali, molte di meno, che cerchiamo di fare qualche cosa insieme. Abbiamo molto da imparare in tutti voi che così tanti riuscite a raggiungere un risultato superiore a quello che sarebbe la singola sommatoria delle singole persone, dei singoli artisti e musicisti. Quello che cerchiamo di fare anche noi, 16 comuni che si mettono insieme, per fare qualcosa di più di quello che farebbero i 16 comuni separatamente. Ringrazio tutti quanti e quindi buona serata, buona musica e buona serata a tutti quanti. Grazie anche per questi interventi questa sera e permettetemi di ringraziare anche la Proloco Valerio che purtroppo immediatamente ai musicisti potrà offrirci anche un rinfresco al termine dello spettacolo per ricaricare un po', perché vedrete che insomma ci sarà un grande dono di emozioni quantomeno, per cui ci dobbiamo fare questo ringraziamento ora perché poi il concerto proseguirà tutto insomma, di fila senza interruzione. Un altro piccolo avviso ai naviganti, proprio perché eseguiremo i pezzi nella loro totalità, vi chiediamo gentilmente di spegnere i cellulari e di applaudire solamente non tra un brano e l'altro, ma al termine di ogni sezione, diciamo, per mantenere proprio il raccoglimento dell'atmosfera musicale. Detto questo io vi ringrazio, vi faccio il primo concerto e invito il direttore Maestro Moretti per una spiegazione e contestualizzazione del brano. Grazie. Giusto per farvi capire un attimino quello che avrete ad ascoltare, innanzitutto grazie, perché sono emozionato sinceramente di poter eseguire a tutti questi amici in casa.
chiesta a scrivere una messa, e questa messa è composta dai classici brani, il Kyrie, il Gloria, il Credo, che tendenzialmente nelle messe non viene musicato, il Credo, poi c'è il Sanctus e Benedictus e l'Agnus Dei. Una piccola chicca su questo compositore: ha riconosciuto sul fatto di aver scritto questa musica quanto le parole l'hanno guidato nella scrittura, nella stesura musicale. Quindi lui ha praticamente ammesso di non essersi sentito completamente libero nella scrittura, ma di essere stato proprio guidato, come se la sua mano fosse stata guidata dalle parole scritte. E come primo brano, invece, questi ultimi due brani sono assieme ai cori. Come primo brano, anche per riscaldarci un attimino veloce, facciamo l'Ouverture dell'Egmont di Beethoven, un brano scritto anche questo su commissione per musicare un dramma di Goethe. Beethoven ha accettato molto volentieri di scrivere questa musica di scena, perché quando ha letto la storia ha detto: ok, io mi rivedo molto in questi valori, perché il conte di Egmont fu decapitato dagli spagnoli perché era veramente molto attaccato alla sua terra olandese e quindi era un pericolo per la dominazione spagnola, e lo decapitarono. Beethoven, che è uno spirito molto libero, si è visto molto nelle gesta di questo conte di Egmont e ha accettato di scrivere questa Ouverture, che poi è seguita da altri brani che sono per solisti orchestra, che non faremo. Questo è quindi buon concerto e a dopo.
la vita di Mozart, quindi l'ultima nota che lui ha scritto è quella battuta. Quindi vi assicuro che ogni volta che arriviamo a quel punto molto intenso di questa battuta, a me, ma penso a tutti, vengono i brividi a pensare che l'ultima nota composta da Genio. Quindi vedete le sto lacrimose in questo modo, pensate che lui ha lasciato lì il suo pennino come l'ultima nota scritta.
Grazie.